E con noi Pierluigi Bresciani, allenatore dell'Amatori Lodi. Gigio, insomma, un pareggio che soddisfa entrambe. Diciamo sì, soddisfa. Io volevo vincere perché comunque abbiamo creato il secondo tempo, per me qualcosina di più del Monza, abbiamo creato il secondo tempo, però è anche vero che siamo stati condizionati dall'assenza di Nachera rosso e più dal nono fallo. Abbiamo dovuto cambiare un po' il metodo di gioco, abbiamo dovuto mantenere un po' più la palla per non fare il decimo fallo che poi, secondo sempre il mio punto di vista, rispettando la scelta dell'arbitro, un po' regalato come decimo fallo, visto poi cosa c'era stato spiegato alla riunione con gli arbitri, che per avere il decimo fallo deve essere un fallo importante. Però io non penso che l'arbitro non è che lo fa apposta, ha deciso, sono stanchi anche loro, alla fine può succedere. L'unica cosa che io non ho niente da recriminare, sono contento, ho rivisto dei ragazzi che stanno crescendo, stanno lavorando e sono anche convinto che qua non è facile venire a fare risultato. Anzi, l'anno scorso, dove avevo fatto una partita, avevamo vinto, dove Grimaldi aveva chiuso la Sacinesca, non avevo giocato così bene. Quest'anno ho giocato meglio e non ho portato a risultato, però bisogna guardare comunque al futuro, il lavoro c'è, si sta lavorando bene, il campionato è lungo, abbiamo tante cose da migliorare, tantissimo. Che poi alla fine era anche un po' un'incognita questo Lodi, perché ti sei trovato ad affrontare il Trissino 2 volte, una trasferta difficilissima come Follonica, che oggi ha pareggiato con il Trissino in casa e avvalora ancora di più il vostro risultato. Avete perso 4-3, insomma una partita che potevate anche recuperare. 15 giorni senza giocare, venendo a giocare contro una squadra rodatissima come il Monza. Non è stato facile, anche magari mentalmente, con l'idea di non avere il palazzetto a disposizione per le partite. Non è proprio magari l'avvicinamento a questa gara nell'ottica futura a questo punto sì, ma l'avvicinamento magari è un po' complicato. Sì, è stato un po' complicato perché purtroppo c'è stata questa, non giocando perdi anche un po' il ritmo della partita, voglia, poi magari fai 3 punti in casa, arrivi qua che hai 3 punti, sei già più tranquillo. E per il morale dei ragazzi, che poi non cambia niente perché stiamo lavorando bene, stiamo facendo un ottimo lavoro e ne sono convinto, perché comunque anche a Follonica abbiamo preso dei blu un po' a polli, lo posso dire, e abbiamo regalato dei gol. Delle opportunità al Follonica dove ci ha vinto la partita, e stasera secondo me abbiamo già fatto un altro passetto per migliorarci. Non abbiamo avuto un inizio di facile, la Supercoppa penso che comunque sì, il Trissino ha pareggiato a Follonica, ma Follonica in casa è una grande squadra e anche fuori. Il Trissino è un'ottima squadra e non era facile vincere a col Trissino, ci mancherebbe altro, però stiamo crescendo. Noi, la cosa che mi piace di questa squadra è che siamo sempre a voler dare sempre di più, e delle volte bisogna anche rimanere umili, accontentarci e dire lavorare, perché la stagione è lunghissima. Ok, grazie Gigio.